Cari amici di Media Sport TV, buona giornata dalla redazione toscana. Sabato alle 15 allo stadio Sarodia di Oristano si gioca la finalissima della Coppa Italia d'eccellenza regionale. A contendersi il prestigioso trofeo saranno Atletico Uri e Carbonia, arrivate all'appuntamento al termine di una serie utile di risultati nella fase eliminatoria. Due grandi squadre a confronto allenate da Andrea Malungiu per il club bianco-blu e Massimiliano Paba per il team sassarese. Il Carbonia, ricordiamo, occupa il primato in graduatoria del campionato in corso, mentre l'Uri è al sesto posto. Lo scorso anno la Coppa è stata vinta dalla Nuorese, che ha battuto il Muravera per 1-0. Da ricordare il regolamento: in caso di parità dopo i 90 minuti di gioco saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Perdurando la partita si andrà ai calci di rigore. La vincitrice accederà alla fase nazionale della Coppa. Un ulteriore successo garantirebbe la promozione diretta in Serie D. Non solo, a fine stagione si giocherà anche la Supercoppa regionale contro la squadra che vince la Coppa Italia di promozione. L'ultima edizione è stata vinta dal Valledoria, che ha battuto la Nuorese. Per la finale di sabato ad Oristano dirige la gara Alberto Enrico Argiolas della sezione di Cagliari, coadiuvato da Riccardo Lui della sezione di Oristano e Matteo Laconi della sezione arbitrale di Cagliari. Grazie a tutti per la cortese attenzione da Renato Scanu e dalla redazione toscana di Media Sport TV, la più cordiale buona serata.